Nuovi accertamenti tossicologici per cercare di risalire alla sostanza con la quale sarebbe stata narcotizzata Petra De Zanet, la consigliera comunale di Treviso, dipendente del bar della provincia, vittima della rapina messa a segno ieri mattina a Sant'Artemio. A disporre gli ulteriori esami la Procura della Repubblica che indaga sul fatto. Sul posto è stata recuperata la pezzuola premuta sulla bocca della donna per stordirla. La scientifica è al lavoro per verificare se fosse intrisa di una sostanza. Stiamo cercando di non tralasciare alcun dettaglio. L'orario della rapina è in effetti un dettaglio un po' anomalo, perché rapinare un bar la mattina presto alle 6:30, 6:40, spesso trovi la cassa vuota. In questo caso l'hanno trovata con una bella somma di denaro, non so, qualche migliaio di euro, per cui è un dettaglio su cui stiamo lavorando. Difficile pensare che i due individui non sapessero dell'esistenza della cassaforte. Al momento però non sono molti gli indizi per risalire alla loro identità. Nei filmati delle telecamere di videosorveglianza fin qui esaminati non ci sono. Intanto a mezzogiorno di oggi De Zanet è stata dimessa. Ha riportato un'ustione al viso e una più leggera alla gola. Starà a riposo una settimana, poi tornerà al lavoro. Sono certa che ce la farò, perché comunque sono sempre stata una donna in qualche modo determinata. Quindi io spero che il mio carattere mi aiuti a superare questo brutto momento. Anche il vice sindaco Roberto Grigoletto le ha fatto visita in mattinata. Io ho avuto molta solidarietà da molte persone e soprattutto anche da molte persone che non me lo sarei mai aspettata.